Ho ascoltato le storie di chi vive questi luoghi e li vede sempre più spesso violati e deturpati. Ho colto nei loro sguardi un'infinita tristezza, ma mai la rassegnazione. E forse c'è ancora qualcosa che possiamo fare. Non dobbiamo chiudere gli occhi davanti a queste tragedie. Andare avanti correndo, a piedi o in bici o nuotando, così Alessandro Fabian, triatleta con alle spalle 2 Olimpiadi e una qualificazione per Tokyo 2020 da conquistare. Provengo dal triathlon e sono un atleta e quindi ho voluto spalmare le 3 discipline in 3 città diverse, in 3 città simboliche per quello che è successo, creare una riflessione alle persone di quello che sta succedendo intorno a noi. Di cosa parlo? Parlo del Vaia dello scorso anno che ha coinvolto Belluno e non pochi giorni fa anche Venezia con l'acqua alta e il disastro dell'acqua alta. 3 tappe, 3 giorni, un triathlon diffuso lungo luoghi simbolo per sensibilizzare sui temi della sostenibilità ambientale. Venerdì saremo a Belluno con una pedalata a Longarone, alle 10:30 si partirà davanti il municipio. Sabato invece saremo a Venezia, al Blue Moon, al Lido di Venezia, alle 11 sarà il punto di ritrovo e faremo una nuotata in mare. E non importa se l'acqua sarà fredda, l'importante è che portate la mute e la voglia di condividere questa giornata. A Padova l'evento finale, domenica 24 novembre, una corsa alle 8:15 con partenza da Via Dante. Il cambiamento climatico non è così lontano da quello che pensiamo, è qualsiasi azione che noi facciamo quotidianamente che può cambiare.